Comincio alla mia destra da Giorgio Tronca, prima il Veneto. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Tronca. Allora, innanzitutto concordo con quanto detto dal signore Ceccato, che ha fatto un ottimo intervento, secondo me, no? Dopo voglio fare un riferimento al famosissimo controllo di vicinato, no? E ora mi domando, abbiamo visto che gli agenti di polizia, ricordo che a Vicenza che ne si 5, e che ne si andava via in pensione ben di più di 5. Dunque vuol dire cosa che, giusto come ho detto prima, se molti di più quelli che va via di quelli che resta, dunque non esiste aumento del controllo di polizia. Bon, detto questo, partendo dal presupposto che secondo me una persona, un controllo di vicinato è qualcosa che mi lascia un po' desiderare, nel senso, ora noi paghiamo regolarmente un controllo di polizia allo Stato con le nostre tasse. Ora, abbiamo visto che anche la polizia, gli agenti, devono stare molto attenti a come si muove, perché te dici per una roba, cioè se ti sbagli una piccolissima cosa, nonostante l'addestramento che te è, perché ricordiamoci che sono tutte persone addestrate e che hanno fatto scuola, nonostante questo le finisce a volte a sbagliare qualcosa o perlomeno a non fare le cose come che le dovrebbero essere fatte. Bene, ora mi domando se una persona istruita a livello di polizia militarmente il rischio di sbagliare, e che abbiamo visto che delle persone va in carcere anche per questa roba qua, con un vicinato, un controllo del vicinato fatto da persone normali che non ha né la disponibilità dei mezzi né la disponibilità di informazioni, cioè le persone che fa controllo, per carità ottimo, però è molto limitato, cioè non stiamo a credere che col controllo del vicinato che abbiamo risolto il problema. No, il problema non si risolve, il problema si risolve quando c'è un controllo da una forza di polizia. Allora, torno a parlare, vivo in un paese piccolo, arcugnano, di Vicenza, in provincia di Vicenza, e mi ricordo da Boccia che c'era la gente, che la polizia che girava, c'erano delle persone per le quali tutto il paese che aveva rispetto, le portava rispetto giustamente e tutti si sentivano un po' controllati. Negli ultimi anni, non nell'ultimo anno, negli ultimi anni non trovo nessuno, ognuno fa quello che vuole, ognuno fa quello che vuole, perché sa che tanto non c'è nessuno che lo vede, non c'è nemmeno sto controllo, che abbiamo bisogno di gente, no a stadio, perché a stadio si ha bisogno della poesia, secondo me, con i schemi di zappa, con le entrate che zappa giocatori, che sapevamo il giro miliardario che c'è sotto questi eventi qua, cioè si potrebbe anche pensare a controllarsi lui un autocontrollo senza far intervenire. E ora, se noi concentriamo le forze qua e lasciamo stare i paesi, le comunità, cosa succede? Che questi posti qua diventa zona di battaglia, dove chiunque fa quello che vuole e va a rischio cosa? Non solo la sicurezza, che non è mia poco la sicurezza, ma va a rischio proprio la cultura e la storia del paese. Cioè, si rischia veramente di distruggere quello che i nostri nonni creavano, no? Nei anni, nei secoli, nei millenni che creare. E noi stiamo lasciando andare in fumo tutto quanto. Perché? Perché abbiamo visto che sia a destra che a sinistra, come si sta detto, siete tanto bravi a parlare, pare che spacca il mondo, pare che risolva tutto. Posso chiamare direttore? Sì, no, uguale, pare che risolva tutto. In realtà non mi sta facendo, cioè mi sta detto sì, adesso che dobbiamo cambiare in regione da qualche mese, ma cioè a 6 anni? Che prima che c'era un altro,
Anche se ha 6 anni, la Lega e poi... Perfetto, quanti anni si la Lega la sei in regione, scusa? Perfetto. Quanti anni sei che sei in regione? Allora, prima lo psicologo di base, no? Mi sa che doveva dare robe un passo alla volta. Psicologo di base per i giovani. Per i giovani lo psicologo è un aiuto esterno, una cura per i giovani, no? Allora, se invece di curare i giovani a questo punto qua, se domandassimo il motivo per cui è così, allora mi dico, politicamente tutti contenti, vedo tutti quanti che ha vinto, stravinto la Regione Veneto, no? Vi ho visto quanti giovani che hanno votato, non so se altri che avete avuto modo, perché si vede chi che vota, no? Beh, andassi a guardare nel vostro comune, nella vostra provincia, quanti giovani che hanno votato. Non che sia partecipazione, cioè pare quasi. Ma anche la politica era pare una quasi volta che, esatto, una volta la politica era qualcosa che stimolava. Certo. I giovani certo. e voleva fare politica. Ma negli anni 70 mi ricordo che i ragazzi più vecchi, io facevo il ginnasio all'epoca, venivano a scuola con 2 giornali. Ma infatti chi legge più un giornale? Ma chi faceva politica e partecipava. Certo, e si davano anche le botte, ma erano botte sane, non c'era quella violenza, non c'era quella cattiveria. Negli anni 60 c'erano, era abbastanza parecchie violenze, però adesso non partecipano. Io ho detto lo sport, però non che si neanche. Allora, una persona che governa, come sta facendo adesso in regione, nella vostra nazione, che governa, no? Dovrebbe stimolare, dovrebbe fare in modo, se veramente la ha come finalità, mi spero che mi capisca anche qui, no, se voi parlo italiano, però preferisco parlare in lingua veneta, se ha come finalità il benessere della gente, il benessere della comunità, che dovrebbe essere il motivo per cui fa politica, dovrebbe essere quello il motivo. Se quella sia la finalità, dovrebbe preoccuparsi a far partecipare la gente, perché la deve diventare tutta la gente che compone comune, provincia, regione, nazione. La deve essere una grande famiglia dove si lavora non per gli interessi di un partito da destra alla sinistra, al centro, che dopo sono tutti compagni. Dita ma proprio dita apertamente, siamo tutti compagni. Dal 92 faccio politica e ho scoperto, ciapando tante massà, che siamo tutti uguali di destra, di sinistra. E allora dico niente che non da convincere la gioventù a partecipare, a fare in modo di crearsi un futuro, perché gli altri che non superano i 20 anni tutti, no? Gli altri non sono più il futuro, Gli altri non sono il futuro, gli altri che devono essere la base per fare in modo che tutto vada avanti nel migliore dei modi. E invece no, dovrei fare una domanda a Valdecamere dopo. Sì, Grazie a tutti, buonanotte, prima e Veneto, punto.